Ciao raga, bentornati nel canale. Siamo a Nervesa della Battaglia sul Montello. Posti veramente fighi per un'altra prova della Veneto Cup. Dovrebbe essere un percorso abbastanza tosto, incazzato. Poche salite lunghe, quasi niente. E mi hanno detto che sono tutti strappi più che altro e quindi sarà dura. Mi hanno detto che c'è uno strappo al 25% e oltre, quindi sì, intensa, però dovrebbe essere molto divertente come percorso, visto che è quasi tutto dentro al bosco, e quindi speriamo anche per le temperature. Comunque al momento si sta bene, siamo un po' più alti della pianura e si sente, c'è meno umidità. Questo dovrebbe aiutarmi soprattutto con l'allergia che ultimamente alla Veneto Cup mi sta devastando in mezzo alle vigne. Intercettiamo il percorso e vediamo com'è. Passaggio sotto al cartello. Si svolta a sinistra. Viscidissimo il terreno comunque, sta sabbia qua è micidiale per correre, perché non si sta in piedi, se forzi un attimo sei per terra. Salita in terra e dopo gira qui dentro. Qua parola d'ordine è mollarla. Puoi lasciare la coda tantissimo via. Sì. Ciao. Qui tutti strappi, una figata sto percorso. E questo è il muro del pianto. Faccio piano. E la parte più dura viene adesso. E questi sono bastardi. Devi essere veloce come una faina a ammortizzarli questi. Ciao. Arrivo qua. È facilissimo sto passaggio, È più difficile prima. Basta che molli i freni qua. Che figata. Qua passo a sinistra, poi allargo. E questo è tutto un toboga. Tutto da guidare. Fino ad arrivare qui che ricomincia a salire.
Mollare il freno davanti. Op. Che bastarda quella curva lì. Anche qua come prima, ammortizzare, mollare il freno. Là. Qua si scava sicuro, visto che corriamo nella seconda partenza. Prima corrono master e donne, quindi si scava di sicuro. Ok, buono. Madonna santissima. Ricordarsi ogni tanto di cambiare anche. Abbiamo 12 rapporti, non limitiamoci a usarne solo uno. Sabbia. Allora, finita la prova percorso atomico, una figata, e veramente bello, tecnico per la sabbia. E un problema che ho riscontrato è che io, alzandomi tanto sui pedali, perdo grip dietro, però vabbè, andiamo su seduti. E niente, dai, per il resto sono tanti giri, perché sono 6, il livello è altissimo, perché ci sono tabacchi, pettina, tutta quella gente lì che aprono per bene. Però vabbè, diciamo che non è una gara che mi interessa particolarmente. Questa l'ho fatta solo perché dopo vado in vacanza a Livigno e fino al 28 agosto mi pare non si corre più, quindi passerebbe troppo tempo tra una gara e l'altra. Però si sta bene, il posto è figo e la gara è bella, quindi perché no? Ci divertiamo e abbiamo una storia da raccontare. Ora la sgambattina l'abbiamo fatta e guardate che figata. Sgambattina fatta, andiamo in camper a mangiare, riempiamo il pancino, che non è mai una cosa sbagliata, e mi rilasso un po', pulisco la bici, solite cose del sabato che bisogna fare. Momento stretching, c'è il sole e il muro qua che butta su caldo, però va bene. E volevo ringraziarvi anche per le donazioni che avete fatto, siete stati super. Parlo delle donazioni per il drone dei video vecchi. Ho tirato su una bella cifra, insomma una cifra consistente, diciamo, e mi avete dimostrato che ci tenete tanto anche voi a questo progetto, quindi mi fa piacere. L'ho comprato, adesso finito stretching vi faccio vedere in che posto siamo, ma da una prospettiva diversa. Raga, buongiorno, con questa faccia da sonno vi comunico che mi sono svegliato stamattina, ho fatto colazione, ho dormito anche bene, ho fatto un infarto stamattina alle 7 qui perché hanno suonato le campane di fortissimo, mai sentito delle campane così forti, sì che avevo anche i tappi, però vabbè. E come dicevo, ho fatto colazione, adesso tiro giù la bici, vado a ritiro numeri perché sono già le 7:51 e corro alle 10:30, quindi meglio sbrigarsi, insomma c'è tempo, ma fare le cose con calma vengono fatte meglio. A dopo. Si va, riscaldamento e ci vediamo dopo.
Eccoci ragazzuoli, bucato. Quest'anno la fortuna mi assiste in ogni gara, incredibile. Bucato davanti, fatto il giro di lancio e un quarto di giro, quindi era impensabile anche andare in area tecnica, ma va bene così, va bene così. E gambe di merda anche oggi, comunque non so darmi una spiegazione. Chiaro che 2 settimane fa era una gara diversa perché era una marathon e anche il livello era diverso, ma non parlo di risultato, proprio le sensazioni fanno schifo e boh, non so cosa farci, non so cosa farci. Adesso sono in camper, vediamo se la cosa cambia tra un po'. Andrò in ferie adesso, un po' di vacanza, stacchiamo di nuovo, non so cosa dire, ho finito le idee, le ho provate tutte quest'anno e la cosa sconvolgente è che passo dalla settimana prima star da Dio, quella dopo far schifo e non so come mai, però ci si può fare poco e mi farò le analisi del sangue per vedere se ho qualche valore fuori, magari ferro, ferritina, cose simili e vediamo di trovare una soluzione. Ci cervelliamo un po', dai. E mi dispiace fare un altro video così, ma adesso speriamo che i prossimi vadano meglio. E la prossima gara dovrebbe essere il 28 agosto, vediamo. Intanto qui c'è un animale che è venuto a farmi compagnia. E niente, dai, se il video vi è piaciuto iscrivetevi al canale, lasciate un mi piace, ne arriveranno sicuramente di più positivi, speriamo. E ci vediamo in un prossimo video. Ciao raga.